libri che Sardegna d'autore ha deciso di segnalare oggi, nella puntata di oggi, sono sicuramente due libri interessanti per ragioni che cercheremo di analizzare con i due protagonisti dei libri stessi. Uno si intitola Su Principeddu di Antoine de Saint-Exupéry, è stato pubblicato dall'Artigianate Editrice nella collana Lingua e Memoria ed è la traduzione del famoso Piccolo Principe dell'autore francese, che è stata curata, ma volevo trovare la esatta Bortadu in lingua sarda da Andrea De Plano, che vuol dire tradotto in sardo da professor Andrea De Plano, che è dorgalese, però docente di lingue e letterature straniere, vive a Cagliari, professore a Cagliari. Si era segnalato nel rapporto naturalmente con i lettori profani per altre due opere molto interessanti, Tenores e Rimas. Ecco, assieme al professor De Plano c'è, autore di Su Principeddu, c'è Ignazio Lecca, autore di Sentieri di città, pubblicato dalla Demos, un testo di narrativa. Qualche momento di cortese pazienza a Ignazio Lecca per scambiare due chiacchiere con il professor De Plano. Ecco, al di là degli stimoli intellettuali del traduttore, quali sono state le ragioni della scelta del Piccolo Principe per farne Su Principeddu? Io sono insegnante di francese ed è stato uno strumento quotidiano quello del Piccolo Principe in francese, anche per la struttura letteraria del testo. È un testo magnifico, un testo che si presta a diversissime letture che vanno da un livello, per esempio, di favola per bambini fino a un libro estremamente importante per i rapporti comunicativi fra adulti e bambini. Professore, lei ha avuto la cortesia di portarmi adesso perché è stato realizzato in contemporanea, ma non in perfetta coincidenza con l'uscita del libro, un software intitolato Principe, apparizzo attività supera suo libro Su Principeddu. Ecco, vuole accennare brevemente a qual è il ruolo, la funzione che assegna a questo software, che è certamente una novità, credo, in assoluto per la Sardegna. Sì, è il primo software integralmente concepito in lingua sarda, però parte dal libro, nel senso che il libro, al di là del semplice lavoro di traduzione, mi interessava concepirlo come uno strumento per insegnare la lingua e la cultura della Sardegna, partendo proprio da una analisi del sociale della Sardegna, che è il rapporto estremamente lacerato che esiste all'interno della società della Sardegna per questa mancanza ormai di comunicazione fra adulti e bambini. Quindi c'è un apparato. Non c'è dubbio che uno dei gap, le chiedo scusa dell'interruzione, uno dei gap è certamente che i giovani sono più vicini a una lettura mediata da software, da computer, piuttosto che gli anziani che sono ancora al supporto cartaceo, che resterà sempre valido per carità, però insomma è certamente... Ma il libro è uno strumento insuperabile, anche perché il rapporto con la lettura, con la carta stampata, lo stesso odore della stampa è qualcosa che aiuta, dell'inchiostro, è qualcosa che aiuta nella lettura. Però c'è anche la necessità di uscire da una forma anche di porgere la cultura sarda in un modo ormai superato, e quindi la necessità di dotare questo libro di uno strumento nuovo che può servire sia per alfabetizzare all'informatica e sia per entrare invece in modo decisamente nuovo. Lei è esperto di informatica o ha avuto collaborazioni tecniche? Ho avuto la collaborazione del professor Alessandro Congeddu per la realizzazione, però la concezione del software... Della sostanza, diciamo. Esatto. Senta, lei nel libro fa tutta una serie di proposte. Io non sono espertissimo nella didattica e non sono espertissimo neanche nelle raffinatezze lessicali del sardo, però mi sono sembrate molto interessanti e, se mi consente la banalità dell'espressione, intelligenti. Quello di mettere degli spazi bianchi che il ragazzo deve riempire, dei nomi da cambiare, degli avverbi o dei prenomi da cambiare.
Ecco, questo attiene alla sua esperienza didattica, che mi sembra di livello più alto rispetto a una didattica che può adottare questo libro. Sì, praticamente si tratta di questo. La grammatica è sicuramente importante nell'insegnamento delle lingue. Purtroppo non è tutto, non si può continuare a concepire l'insegnamento delle lingue con un manuale di grammatica e basta. Allora, trasformare questo, scarnificare, se mi è passato questo termine, un testo, togliendo ora una particolarità grammaticale e ora un'altra particolarità grammaticale, permette certo un lavoro meccanico, però è anche un lavoro intelligente perché appunto lo studente riesce a ritrovare la grammatica nell'intera tessitura della lingua. Non possiamo mai tralasciare questa importanza della globalità del messaggio. Certo, ma lei ha avuto anche un'altra, secondo me, e poi se sbaglio mi correggo, un'altra sensibilità di non fare come certi studiosi o sedicenti studiosi del sardo che fanno finta che non esistano le varianti da paese a paese, tant'è vero che alcuni esperimenti li indica proprio volta il racconto alla lingua di casa del tuo paese, quindi dando una valenza anche. Ecco, in una battuta riesce a dirmi cosa ne pensa della lingua sarda insegnata per legge? Io credo che la legge sia estremamente importante perché arriva dopo tanti anni a tappare un'enorme mancanza che avevamo in Sardegna. L'insegnamento della lingua dovrà comunque tenere conto anche delle varianti locali della lingua, tant'è che il libro si apre con una grossa provocazione. Noi in Sardegna riusciamo a capirci comunque, fra Cagliari e Sassari, fra Cagliari e Nuoro, eccetera, eccetera, però ci poniamo il problema di una purezza della lingua, quale norma ortografica e via dicendo. Io ritengo che soprattutto occorra ritornare a comunicare fra sardi, questo è decisamente importante, dopodiché si potrà anche passare a una koiné, anche codificata attraverso delle norme ortografiche, ma l'importante è recuperare questo rapporto di comunicazione, di scambio intellettuale, comunicativo anche più semplicemente, che può venire anche attraverso un libro come questo, dove lo studente riesce a interagire con un insegnante anche di un paese differente dal suo. Ecco. E credo che questo sia... L'informatica dovrebbe proprio agevolare questo passaggio di comunicazione. Esattamente. Va bene, complimenti per il suo principeddu, traduzione in sardo del Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry, pubblicato dalla Artigianarte editrice nella traduzione, una traduzione devo dire anche stimolante da un punto di vista lessicale, del professor Andrea De Plano, docente di lingue e letterature straniere.